Nelle campagne d'Olzai non coltivavano patate, coltivavano un'intera piantagione di marijuana, così potente da essere 20 volte oltre la legalità. 5 tonnellate di droga, pronte a invadere le nostre strade. Ma chi c'era dietro a questa fabbrica a cielo aperto? Ora ti porterò all'interno di un'operazione che ha svelato uno dei segreti più oscuri del Nuorese. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Cominciamo dall'inizio. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, più nello specifico dal commissariato di Gavoi e coordinata dalla Procura di Nuoro. L'intervento è scattato in località LA, nelle campagne di Olzai, in una zona non molto popolata, abbastanza isolata da essere adatta a coltivazioni nascoste. Gli agenti, durante i servizi antidroga predisposti da quest'ore, hanno trovato una vera e propria coltivazione industriale. Circa 3.500 piante, molte già in fase di infiorescenza, per un peso totale vicino alle 5 tonnellate. Numeri da capogiro che ci fanno capire la portata dell'operazione. Non è un nobile a campo, ma una produzione su scala commerciale. Le piante, dicono i inquirenti, avevano livelli di THC circa 20 volte superiori a quelli consentiti. Il che significa un prodotto molto potente, destinato probabilmente a mercati paganti e a canali di spaccio organizzato. L'arresto in flagranza di un 36enne di Orgosolo e le denunce a carico di altre 2 persone chiudono il cerchio dell'azione repressiva, ma aprono molte domande su chi gestisse realmente le filiere. Pensa, 5 tonnellate di materia prima. È un numero che porta con sé non solo il danno sociale, ma anche possibili impatti ambientali ed economia illegale. Questo non è solo un fenomeno esclusivamente sardo, succede in varie regioni d'Italia, ma qui da noi si manifesta in modo particolare per la geografia e distribuzione della popolazione. Capire questo aiuta a capire dove intervenire. La Procura di Nuoro e il Questore hanno sottolineato che questa operazione rientra in una più ampia strategia antidroga. Servizi mirati, controlli di notte, verifiche su terreni isolati. È un messaggio chiaro. Non ci sono più nascondigli sicuri, la repressione sta aumentando. È importante però non limitarsi alla repressione. Serve anche prevenzione, collaborazione con le comunità, attività di controllo del territorio costante e percorsi di recupero per chi è coinvolto in ruoli di bassa responsabilità, ma manipolato da chi organizza il traffico. Se questa notizia ti ha colpito, lascia un like, fammi sapere il tuo pensiero e iscriviti per non perdere nessun aggiornamento da tutta la Sardegna. Io ti ringrazio per il tuo ascolto e per il tuo supporto. Ti saluto e ti auguro una bellissima giornata.